Bene, buonasera, benvenuti a questo appuntamento dei martedì del food. Ultimamente non faccio più i saluti perché organizzando una presentazione ogni sera di un libro dal lunedì al venerdì e poi il sabato mattina la storia diventa una roba abbastanza noiosa. Però siccome stasera abbiamo un ospite di assoluta eccezione che è Sandro Boscaini, chiamato Mister Amarone, ormai nel mondo ti chiamano così, vero Sandro? Ed essendo Sandro ormai un caro amico ed avendo io l'onore di essere membro della giuria del premio Masi, che è diventato nel corso di quanti anni, Sandro? 41 anni, uno dei principali premi che si tengono in Veneto, un premio assolutamente prestigioso che vi consiglio di seguire, a parte quest'anno che c'è un'edizione speciale, ma casomai ce la racconterai. Io sono veramente felice di averlo qui perché così ha potuto visitare la libreria. Sandro è un narratore straordinario e ha fatto cose grandi per il mondo del vino in Italia. Dico solo una parola, Vinitaly, è legata, diciamo, direttamente a Sandro Boscaini. E poi, diciamo, oltre ad avere il piacere di averlo con noi, Sandro ha questa pessima abitudine che quando fa gli incontri vuol sempre fare assaggiare il suo vino, che è una cosa terrificante. Eh? Potete anche lasciarlo lì che ce lo beviamo noi, ma se avete piacere di restare, come mi auguro naturalmente, alla fine degusteremo anche il suo straordinario Amarone e tanti altri vini, perché ormai la Masi è una delle poche quotate del mondo del vino, è diventata un'azienda assolutamente internazionale. Ti rubo ancora solo un secondo per raccontarvi un piccolo episodio accaduto a Pordenone Legge. Arriva una grandissima scrittrice, Camilla Lackberg. All'epoca io lavoravo per la Marsilio, la accolgo, la accompagno a pranzo e le dico: beve del vino? Dice: ah sì sì, assolutamente volentieri. Ma qual è il suo vino preferito? E lei mi dice: ah, l'Amarone. E allora io orgogliosamente dico: guarda che se hai piacere, l'Hackberg è una da 100-200 mila coppie a ogni libro che esce, se ha piacere, per fare bella figura anche, insomma, no? E così via, la porto dal più grande produttore di Amarone, che è Sandro Boscaini. Lei mi fa: sì sì grazie, ma io bevo solo Masi. Ecco, grazie Sandro di essere qua e grazie a Antonino Padovese, che anche lui è un carissimo amico, scrive peraltro per la guida Venezie a tavola, ma soprattutto scrive per il Corriere del Veneto e si occupa proprio di questi temi, e quindi lascio la parola a te. Grazie Filiberto, buongiorno a tutti, buonasera, insomma, visto che c'è la luce naturale, buonasera anche a Sandro Boscheini, mister Amarone. Volevo cominciare proprio da una cosa che diceva adesso Filiberto, Boscaini e Masi, cioè voi siete forse una delle poche cantine storiche dove il cognome della famiglia non viene riportato all'interno del nome della cantina. Chiaramente non è una scelta che è stata fatta dalla sua generazione, ma dai predecessori. Perché questo e perché non avete pensato poi di chiamarla Boscaini? Insomma? In- Si Sì, sente? sì. Sì. Intanto ringrazio Filiberto che mi ha invitato, è sempre un piacere parlare con i giovani poi, Mm, e i quali hanno bisogno sì di leggere, ma anche di assaggiare qualche vino, e lo fanno assolutamente. anche, e lo fanno volentieri. Per cui sono due cose anche che vanno abbastanza, devo dire, a braccetto. È cultura leggere un libro, è cultura assaggiare un vino, come lo si assaggia oggi, era meno cultura come lo si assaggiava fino a qualche anno fa e come ancora qualcuno purtroppo lo fa, ecco, cioè quello del bere per il bere o bere per ubriacarsi o bere per dimenticare, eccetera, ma insomma lo sappiamo, ha anche questo aspetto alcolico, il vino è una delle sue forze, ma può essere anche una, come una dei punti
negativi e debole come un coltello, se lo usi dal manico è un conto, se lo usi dalla parte della lama può essere Poi bisogna pericoloso. saperlo usare. Ecco, ma appunto come facciamo noi il vino e come lo proponiamo e come pretendiamo anche o vorremmo che fosse sempre bevuto è sicuramente un fatto culturale ed è forse oggi il vino italiano il più grande messaggero dei nostri territori. Non c'è nulla, io non trovo più nulla se non le cartoline, che ormai sono sparite anche quelle, che portano in giro per il mondo un messaggio di territorialità piacevole. Nel caso del vino devo dire che davvero è un testimone trasferibile di territorio. Quando e a me succede perché siamo presenti come Masi in più di 140 paesi, qualunque parte del mondo, dall'Azerbaigian all'Australia, Nuova Zelanda, America Latina, Caraibi, una bottiglia di Amarone è come portare la rena sulla tavola, ma la rena non si muove Arena ovviamente. anfiteatro, ovviamente, Porti non in giornata. invece tutte queste memorie, tutte questi chiamiamoli ricordi o suggestioni o vera passione che ti richiama poi il territorio d'origine e pertanto nel caso nostro la Valpolicella, ma il Veronese e più in generale il Veneto e più vai lontano più il centro del Veneto ti richiama Venezia. Non c'è dubbio e questa forse è stata una delle caratteristiche e delle intuizioni che ho avuto e che ha avuto la Masi, di cercare di ancorarsi con un vino molto significativo e originale come l'Amarone e un centro, chiamiamolo geografico, di assoluta eccellenza e conosciuto in tutto il mondo come Venezia. E allora il binomio funziona. Ecco, quindi parlando di territorio, vogliamo precisare, diciamo, lo spunto che avevo lanciato, cioè questa cantina prende il nome da un territorio e non da una Sì. famiglia. Perché questa scelta? Ecco, allora dovrebbe essere sempre così, francamente, nella cultura vitivinicola nostrana, che vuol dire europea, mentre nel Nuovo Mondo il tutto è legato alla varietà dell'uva, indipendentemente perché loro non hanno una grande tradizione, non hanno sperimentato le varie aree viticole, hanno impiantato, hanno visto che il vino viene buono e di cos'è il vino? Viene da uva Merlot, da uva Cabernet, tale la chiamano. Adesso cominciano anche loro, dopo appunto un centinaio d'anni, dipende da dove, 80 anni o 100 anni, 150 nei casi più estremi della California o dell'America Latina. Ecco, cominciano ad avere anche indicazioni abbastanza precise. Qua da noi le indicazioni risalgono ai Romani o prima dei Romani. Le zone evocate sono già state sperimentate appunto nei secoli. Per cui il nome del geografico è quello che tiene a battesimo il vino. Chiaramente all'interno del nome geografico poi ci sono tanti produttori i quali hanno il loro nome. Nel nostro caso, ma non è il nostro solo nel caso per esempio del vino che veniva dai monasteri, è il territorio che fa e porta il nome del monastero, cioè di quel vigneto che normalmente o di quella proprietà abitata che era attorno al monastero, eccetera. Noi abbiamo avuto il grande vantaggio da una parte di aver iniziato, la famiglia Boschini è sempre stata nel settore del vino, della viticoltura più che del vino, ma anche ovviamente non facendo l'uva per essere venduta, ma pigiandola, fare il vino e dopo commercializzare il vino. E andiamo proprio a 250 anni quest'anno, nel 1772 uno delle 6 generazioni prima di me della stirpe di Boschini si è staccato dal ceppo originario, si è trasferito a Torbe di Marano, dove c'è un territorio che si chiama Vaio di Masi, vuol dire piccola valle di Masi, e ha cominciato a coltivare quelle terre e a fare vino in quel luogo.
connotando prima di tutto col nome del territorio. Questo vino viene dal Vaio di Masi. Dopo in seguito non è proprio perfettamente come hai detto tu, cioè in seguito è venuto fuori anche Boscaini, Paolo e figli con mio nonno, o Boscaini, Paolo, Boscaini prima ancora con mio bisnonno, e vino del Vaio di Masi. Ecco, dopo invece è andato che diciamo il percorso parallelo tra la famiglia e il toponimo è andato dalla parte del toponimo, trovandolo anche francamente un toponimo molto facile da dire e un luogo evocativo e un termine evocativo per noi veneti, comunque per la collina veronese senz'altro, e questo percorso parallelo è venuto fino ad oggi, per cui i boscaini che hanno prodotto da 250 vendemmie al Vaio di Masi quest'anno lo celebreranno questo evento che è abbastanza originale, perché è vero che ci sono famiglie nobili, non molte qua in Veneto, di più in Toscana, che hanno delle storie molto lunghe, ma sono le storie della famiglia nobile, più della famiglia nobile che ha fatto il vino. Presumibilmente hanno fatto del vino specialmente per uso loro, ma qua si tratta invece di una famiglia che ha fatto il mestiere della viticoltura e del vino da 250 anni, e questo è abbastanza raro. Ecco, c'è questa storia che appunto deriva dal Settecento ed è una storia che, diciamo, ha condizionato anche la tua vita, nel senso da piccolo tu sapevi che avresti dovuto fare questo, è una cosa che hai vissuto come, diciamo, una costrizione o come una cosa naturale perché la facevano i genitori, i nonni? Ma allora devo dire che diventa quasi naturale, nel senso che lo senti, che vivi in un ambiente dove tuo padre parla di vino, si incontra con persone e si parla di vino, di vendere, di fare, di acquistare uve, di acquistare vigneti, eccetera, eccetera. Dopo dipende anche dal momento storico. Faccio quel mestiere, ma quel mestiere devo dire che quando io ero pronto a fare quel mestiere era un periodo talmente gramo per la viticoltura e l'enologia che il detto più semplice era: il vino si può fare anche con l'uva. Oggi queste cose neanche ce le immaginiamo, perché oggi penso che come si è bevuto oggi, non si è, come si beve oggi, sì, come si è bevuto, grazie, scusa, come si beve oggi non si è mai bevuto bene così nel mondo, per una questione tecnologica, per una questione di impegno anche verso la qualità, per una competizione maggiore che ti porta in due strade, purtroppo, una che è la competizione del basso prezzo, e lì vabbè, uno compra il prezzo e si accontenta, ma invece andando dalla parte la competizione sulla qualità è un bello stimolo a fare il prodotto buono, eccetera. E tutto questo che comportano le guide, gli articoli, gli apprezzamenti, eccetera, portano in questa direzione. Cioè c'è questo interessamento, come c'è nei libri, come c'è per gli attori, eccetera, eccetera, un interessamento, non dico esagerato, ma molto importante, che ti porta verso una sofisticazione nel senso buono del prodotto, cioè il prodotto che è fatto per essere fatto di grande livello. Ecco. Ecco, Per cui tutto... voglio dire, chiusiti No, no, perché no, parliamo così a braccio, e assolutamente. uno che nasce in una famiglia di viticoltori e di produttori di vino è per forza di cose portato a innamorarsi di quel lavoro lì. Dall'altra parte, come stavo dicendo, ci sono questi momenti storici, o ci sono stati questi momenti storici in cui ti trovavi con un lavoro che non era promettente per il futuro, e devo dire per certi versi era poco dignitoso anche, appunto, quando vedevi sfrecciare macchine importanti o Ferrari in mano a degli amici o comunque dei competitor di mio padre, che si facevano vanto di aver venduto
tutto il vigneto perché tanto il vino si trova lo stesso, invece che una famiglia come la mia che nasceva nel vigneto, che ha voluto mantenere il vigneto, non era molto piacevole. Difatti mio padre stesso, quando è stato il momento di scegliere l'università, non voleva che prendessi altre strade, perché sai, il vino si fa fatica, non si guadagna. Ecco. Invece poi ho scelto la facoltà di economia e commercio come compromesso, lasciandomi aperto la strada, ma ancora prima di laurearmi io avevo scelto anche di fare la tesi di laurea nel settore, che poi è venuto, come ha ricordato prima Filiberto, che mi è capitato di essere impiegato prima ancora di laurearmi all'Ente Fiera di Verona, che stava studiando per una rassegna specifica del settore che poi sarà È diventato il Vinitaly. Vinitaly. Sì. Ho avuto questa grandissima opportunità di vedere pertanto le cose dall'interno anche delle istituzioni e delle modalità, diciamo, di promuovere il settore, e allora è cominciata una storia che mi ha coinvolto e che mi tiene ancora coinvolto. Hai citato gli studi, ho recuperato questa cosa che troviamo nel capitolo preludio, no? del libro, di cui tra l'altro parleremo meglio adesso, no? Mister Amarone e Kate Singleton, questa è la seconda edizione. E citi a un certo punto l'Osteria Trani di Milano. Sì, sì. E dici che all'Osteria Trani i clienti potevano scegliere tra Vin Char, Vin Scur e Vin Gros. Quindi siamo veramente lontani un'epoca. Il vino veronese qual era? Char, Scur o Gros? Tutto il nostro qua, veronese, veneto, friulano, trentino, e devo dire molto importante allora, oggi lo è meno, ma molto importante allora quello gardesano della Riviera del Garda, comunque fino a sbordare in quella che è la Franciacorta, era il Vinciar, il vino chiaro, perché anche oggi è abbastanza, tutti i nostri vini sono chiari. Devo dire che a quell'epoca, parliamo del fine degli anni 60, il vino bianco era veramente una piccola cosa rispetto al rosso. Il vino era rosso per natura, e il vino bianco era, diciamo, una variante sul tema, ma non con grande, ad eccezione di certe zone proprio di nicchia, come poteva essere l'Alto Adige, anche dove naturalmente il vino migliore viene bianco, o anche il Friuli. Ecco, ma da noi c'era il Soave e un po' qualcosa, ma anche qua, anche sui vostri colli, Coliugani, c'era, sì. sì, Coliugani, anche c'era qualche vino bianco, ma diciamo che il vino era rosso ed era diviso appunto in queste tre macro categorie, non essendoci allora le denominazioni di origine. E torno al tuo discorso di prima, tra un po'. Allora, il vino era il vino chiaro, quello che si beveva con facilità, di gradazione alcolica medio-bassa, vino char, vino scuro, che era quello fatto con certe uve che hanno pigmenti coloranti molto più intensi, tra queste spiccava il Barbera, il Freisa, e pertanto la zona che va, diciamo, dalla Padania ovest verso il Piemonte, per cui il Lambrusco era un po' fuori, ma gli altri, Freisa, Barbera, Ancellotta, tutte queste uve abbastanza pigmentate, rosse, scure, e il vin grosso era il vino grosso, quello che aveva tanta gradazione alcolica, tanto colore, tanto tannini, erano i vini del sud, i vini specialmente Puglia, Sicilia, diciamo questi due, ma dopo il Basilicato un po' dappertutto, allora altre regioni intermedie al di fuori della Toscana non è che fossero molto in auge. Ecco, dopo è venuta la denominazione di origine, e allora quello che, e lì torniamo al discorso che facevi tu, quello che prima era
diciamo, nome di territorio che era più nome di azienda vinicola, è diventato invece un nome collettivo e a volte largo o allargato o allargabile, e tanto di essere poi chiamate denominazione collettiva o denominazione di origine. La legge che le istituisce in Italia avviene nel 63, dopo il periodo più brutto che ci sia stato, in cui il vino era sempre simile a Valpolicella, quanto ce n'era, un mare pieno, invadeva il mondo, era stile simil Valpolicella. E da dove veniva? Da dove si faceva un vino chiaro, per cui veniva da Vicenza, veniva dal Trentino, veniva anche da Modena, eccetera, eccetera. E dopo invece è cominciato a essere, nel 68 la legge è stata applicata con i disciplinari per il Valpolicella, e dal 68 in poi si è venuto ad affinare, diciamo, in 10 anni, in modo tale che è sparito un sistema e ne è nato un altro, che è quello di essere, diciamo, più rigorosi nel fare il vino con l'uva di quel territorio. E poi arriviamo anche al 2011, no? Credo che sia l'anno della denominazione di origine controllata e garantita, quindi è un grandissimo Assolutamente, il percorso percorso verso di qualità, insomma, ed di è cui stato, parlare. è stato un percorso, ma non poteva che essere così, anche molto lento, perché la viticoltura non è una cosa che puoi inventare dalla sera alla mattina. Quando ti metti in mente di fare un vigneto, prima che tu, in particolare per le uve rosse, pertanto per i vini rossi, ci occorre un decennio, da quando progetti un vigneto a quando effettivamente cominci a mettere, specialmente se c'è un vino che va leggermente invecchiato o cose del genere, per cui le cose hanno avuto bisogno di una gradualità. Poi vai a toccare un mondo che è quello contadino, il quale non può permettersi di buttare via nulla, ecco, e specialmente quando si tratta di questi impianti appunto costosi, che sostanzialmente sui quali la famiglia scommette, perché quando uno pianta anche in tutta la frutticoltura, quando pianti una pianta e devi aspettare che si ingrandisca, che maturi, eccetera, tu fai una scommessa per il futuro. Se pianti invece il grano, l'anno dopo puoi piantare un'altra roba, puoi piantare la segala o puoi piantare le patate, e questo è un altro discorso, cioè Scommessa più breve periodo. sì, sono piantagioni stagionali, ecco. Ecco, Mister Amarone, Kate Singleton, siamo qui per presentare questo libro, che è un libro, diciamo, non recente, di cui però è stata fatta un'edizione perché rispetto all'anno di uscita sono cambiate tante cose. Intanto volevo cercare di ricordare in che modo hai incontrato Kate Singleton e quando ti ha proposto di fare un libro e quando lei ti ha detto lo titolerai Mister Amarone. Qual è stata la tua reazione? No, questa è una storia bella, devo dire inaspettata. Era 10 anni fa. 10 anni fa, appunto, mi telefona che voleva incontrarmi e mi ha detto: una publisher di San Francisco, visto il successo dell'Amarone, e in buona parte un successo che era stato progettato e portato avanti attraverso prima innovazioni tecnologiche apportate da Masi, e poi con diciamo, un impegno anche distributivo e promozionale notevole. Siamo stati i primi a capire che l'Amarone poteva avere veramente, la Masi è stata la prima a capire che poteva essere veramente un vino unico, originale, che ha tantissima connessione col proprio territorio, più di qualunque altro. Non è solo una questione di uve autoctone, ma anche di un metodo di produzione che è unico e originale. E appunto era stata richiesta questa giornalista e scrittrice inglese da questo publisher di San Francisco di fare un libro sull'Amarone, e gli avevano dato il mio indirizzo, per cui prima di andare a sentire altri produttori o istituzioni è venuta da me. E allora, venendo da me, io gli ho raccontato un po' dell'Amarone, di come lo percepivo io, di come
avevo capito, di cosa avevo fatto, eccetera, eccetera. E dopo lei tornava con, diciamo, regolarità, abitava allora a Milano e tornava con regolarità ogni paio di settimane a farsi i suoi giri, a incontrare produttori, a incontrare il consorzio, eccetera, eccetera. A un certo punto, dopo un paio di mesi, 2 o 3 mesi, è ritornata da me e mi ha detto: guarda, io adesso sono arrivato a un punto che ho un'idea abbastanza chiara di cosa voglio fare, ho già anche un menabò di come svolgo la questione, però di quello che mi hai raccontato tu, dice, non me l'ha raccontato nessun altro, no, nessuno mi ha dato da capire di essere così approfondito in questa materia, sia tecnica che commerciale, che storica, che culturale, come hai fatto tu. Per cui io avrei anche un titolo e vorrei quasi raccontarlo con le tue parole, il libro, farlo con le tue parole. E mi ha detto, io titolerei Mister Amarone o Signor Amarone, mi aveva detto, perché ha detto che in inglese Mister ha un senso un po' diverso. Dopo gli americani hanno invece preferito avere questo titolo. Ecco, per cui è stata una bella e inaspettata, inattesa, diciamo, gratificazione che io ho avuto. Ecco, in effetti lei poi mi fa parlare, a parte mi ha detto di fare quelle prime decine di pagine, di presentarmi, ma dopo racconta l'Amarone, la storia antica di questi territori prealpini della Valpolicella, la vicinanza del lago di Garda, la particolare questione microclimatica che è alla base poi di una produzione così fantastica e originale, le nostre uve che sono antiche, eccetera, e le racconta facendomi parlare. Ovviamente poi lei sviluppa il discorso, ma diciamo che è stato un dialogo tra di noi. È venuta fuori una cosa originale e devo dire Filiberto allora lavorava per la Marsilio e allora l'ha voluto editare anche in italiano e ha avuto anche un discreto successo, è andato venduto, eccetera, eccetera. Dopo era stato un po' dimenticato e 4 anni fa, mi sembra, prima del Covid, la Mondadori, appunto tramite un agente letterario che è anche amico, conoscente quantomeno di Filiberto anche, mi ha chiesto, ha detto, ma vorremmo fare qualcosa, so che c'è un libro, chi ha i diritti in americana, eccetera, eccetera. E allora gli ho presentato e l'hanno voluto rieditare aggiornato, pensando che oggi l'Amarone ha un altro appeal rispetto a come era anni fa, sia in italiano che in inglese. Ecco, così. Quindi c'è Questa la cosa. storia che è continuata. Diciamo che la grande novità negli ultimi 10 anni di Casamasi, poi la conferma anche l'amministratore delegato Federico Girotto, è la quotazione in borsa, no, di Masi. Sì. Cantina, la prima cantina italiana che decide di, diciamo, mettersi sul mercato e andare in borsa. Questo non vuol dire che la famiglia fosse uscita o avesse dei problemi, ma spieghiamo un attimo da cosa nasceva di questa scelta. No, era una considerazione che io ho fatto dopo, ovviamente abbiamo dovuto trovare delle persone giuste, e grazie a Dio le abbiamo trovate giuste, con Federico Girotto, oltretutto padovano, Sì. che prima beveva forse vino, ma insomma non era mai stato al mondo del vino, si è accostato in questo modo, adesso fa bene il suo mestiere di amministratore delegato, E beve ma vino, fa sì. bene anche quello Il di bevitore. apprezzatore oltre che bevitore del vino. Ecco, ma appunto in quell'epoca io ero stato da poco nominato presidente di Federvini e mi rendevo conto che uno dei temi fondamentali per andarsene fuori da questo problema che grazie a Dio non va male il mercato del vino nel suo insieme, ma l'Italia non è competitiva nel mondo, anche se è la più grosso esportatore. Noi veneti lo siamo poi con il Prima 34% regione italiana, sì. di tutto l'export italiano, ma se lo guardiamo a un terzo del prezzo dei francesi. Ma di cosa parliamo? Voi lo sapete, i prezzi che ci sono
fuori per il prosecco e anche i prezzi che ci sono fuori per altri vini, il Pinot Grigio, eccetera, eccetera. Cioè vini che vanno sullo scaffale a 2,5 €, 3,5 €. Questo è il prezzo a cui sono venduti, per esempio, i vini nel più grande mercato per i vini italiani, che è la Germania. Allora, bisogna che a un certo punto noi riusciamo a pensare al valore, il valore, non solo la quantità. E pensando al valore ti viene in mente una roba. Il valore nasce quando metti insieme un prodotto buono con la capacità di farlo, ma anche con la capacità di investire. Investire primo per strutture, diciamo, tecnicamente avanzate, secondo per strutture e dimensioni aziendali che siano, che ti permettano di fare un business, diciamo, logico, anche da un punto di vista dei volumi. E terzo, per mettere dentro tutto quel carburante umano, di tecnici nella cantina per la produzione del prodotto, ma anche di tecnici nella vendita, nel marketing, eccetera. E tutto questo richiede grande investimento di soldi che oggi, tranne una decina, no, diciamo anche 50 aziende in Italia, tra queste molte qualche cooperativa o molte cooperative, non esiste. Tutto il resto è tutta gente che ha, bravissimi, e fanno dei vini anche buoni, ma sono tutta gente che ha ereditato il vigneto o l'ha comprato avendo degli altri introiti, perché faceva l'avvocato, il dottore, altri professionista, l'attore, il cacciatore, eccetera, no? Ma poi si è messo a fare il vino. Ma non è così che si fa un lavoro professionale. Il lavoro professionale si fa quando riesci a investire, riesci a usare la finanza quando serve la finanza, riesci a usare la tecnologia quando serve la tecnologia, riesci a far funzionare la rete vendita quando è ora di commercializzare. Allora tutto questo discorso ci ha portato a dire: ma noi a un certo punto dobbiamo essere pronti, perché prima o dopo verrà il momento in cui il mondo del vino deve cambiare. Non possiamo vivere come siamo oggi con 47.000 vinificatori. È una cosa di un'assurdità, e con la bellezza di 380.000 piccoli produttori di uva, con una media di neanche 2 ettari. Ma abbiamo fatto un grande salto avanti negli ultimi anni, devo dire, qua in Veneto o nel Triveneto, perché quelli del Prosecco, quasi tutti, chi aveva 10 ettari ne ha preso 20, chi ne aveva 20 ne ha preso 40, chi ne aveva 40 A ne ha parte preso Cartizze 80, dove e via, ovviamente a parte il Cartizze. Ecco, ma prima era una roba, neanche un ettaro, però a partita c'era, a partita vitivinicola. Ecco, per cui le cose sono cambiate un pochino, ma devono cambiare, anche perché la competizione nostra e sono gli altri paesi europei, che sono già molto più avanti da questo punto di vista. I francesi hanno dei nomi strepitosi, ma anche hanno una solidità incredibile. Vogliamo parlare dei californiani o degli americani in genere, o dell'America Latina o dell'Australia, dove in 4 aziende, lì siamo anche all'estremo, 4 aziende, 4 gruppi producono e commercializzano intorno all'80% di tutto il vino australiano. Per cui 4 aziende con vari brand, eccetera, ma controllano un mercato, sanno fare progetti, eccetera. Allora da noi questo tema l'acqua santa e il demonio, che è pari alla viticoltura e l'enologia e la finanza, deve trovare una risposta. Le banche fanno il loro dovere, per carità, ma forse non è sufficiente. Ecco, e allora noi abbiamo preso questa strada,
da pionieri non ne aveva bisogno di andare in borsa, non è che la borsa ci ha portato del denaro e non avevamo bisogno del denaro, però io ero convinto che fosse urgente e necessario dare questo segno. Dopo le cose è che l'interesse da parte di molti altri produttori c'è stato, si sono interessati, dopo a lato pratico però è sempre rimasto tutto abbastanza invischiato in questo discorso un po' arretrato nella storia, storico, di io produco l'uva, poi trovo chi me la compra, dopo magari litigano, però dopo 2 anni una volta corre la volpe, una volta corre il cane e si trovano d'accordo e è ancora tutto questo sistema, ecco, però nella realtà uno che vuole allargare il suo vigneto con i costi che ci sono oggi, dove le aree di produzione sono valide e la denominazione ha avuto successo, sono proibitivi. Ecco, in prima fila c'è l'amministratore delegato Girotto, ma c'è anche un membro della famiglia, quindi se siamo 7 generazioni prima, lui è 2 generazioni dopo, ma vuol dire i 2 figli sono impegnati in azienda. Ora lasciamo Sì, stare sì, che Raffaele adesso, sì. diciamo, Allora ha noi anche un'incombenza, sì, diciamo, sì, di rappresentante diciamo che industriali di Verona, insomma siamo così. rimasti ancora un'azienda familiare dal momento che quando abbiamo deciso abbiamo detto che 3/4 dell'azienda e delle azioni devono rimanere in mano alla famiglia. Siamo 3 fratelli, uno è totalmente estraneo al business, ma è rimasto come sono io e come l'altro mio fratello, è rimasto diciamo nella proprietà, ecco, per cui abbiamo una proprietà del circa il 75% divisa in 3 quote, 25% invece è flottante e ci ha portato però, devo dire, e questa è stata capita, grazie a Federico Girotto, ha avuto l'idea, abbiamo dato l'idea di dire ma uno che si accosta al vino lo si accosta perché? Perché crede che sia redditizio da un punto di vista di avere le azioni come le azioni di qualunque altra industria, ma c'è anche chi si accosta magari col gusto di dire io mi avvicino a un ambiente che mi piace, perché mi piace il vino, perché mi piace l'ambiente di campagna, eccetera. Questo ci ha portato quasi senza volerlo a fare un giochino. Facciamo un club, investor club, il club degli investitori. E allora uno investe magari 10.000 euro, 20.000 euro, 50.000 euro, eccetera. E ci siamo trovati ad avere più di 1 migliaio di soci. Per cui siamo diventati anche azionariato diffuso, come fossimo una grossa industria italiana e non siamo né una grossa industria né una grossa società. Siamo nel mondo del vino, siamo tra la cinquantina di più grosse, diciamo, entità del vino, in particolare del vino fine, tra la decina. Ecco. Perché questo è il punto. Siamo andati in borsa, ma perché avevamo e abbiamo tuttora dei numeri che permettono di andare in borsa. Molti altri, anche cooperative o così, non hanno numeri che possono essere attrattivi per la borsa, come redditività, come diciamo ritorno sul capitale investito, eccetera, eccetera. Ecco, noi, grazie a Dio, ce l'avevamo. Lavorare sul prodotto fine ti dà molto vantaggio sia competitivo sia di immagine e anche ti dà redditività. Chiaramente devi anche investire parecchio in vigneti, in scorte, avendo appunto i vini rossi invecchiati, in struttura tecnica, in struttura commerciale, eccetera. Ecco, farei un'ultima domanda prima poi di passare a quelle che potrebbe rivolgere il pubblico. Volevo recuperare il concetto di prima, cioè il concetto di territorio. Voi avete fatto nascere il premio sulla civiltà veneta, di cui Sì, appunto che Filiberto ha citato prima nel saluto. Cioè avete dimostrato, tra l'altro dando i premi in questi anni, forse con un'edizione in streaming, no? Quella sì, della sì, pandemia, sì.
che il vino è sempre cultura e avete dato appunto la dimostrazione che Masi ha questo attaccamento quasi viscerale, no, al territorio, ma non solo come terreno, proprio come cultura Come del territorio, sì. territorio, e abbiamo citato prima Venezia. Sì. Ecco, ho citato prima Venezia e ho citato appunto il valore che ha il vino come ambasciatore di un territorio, come diciamo irraggiatore di valori di territorio. Attraverso la bottiglia di vino, dicevo, porti nel mondo un testimonio trasferibile del territorio. E io ne sono talmente convinto, perché porti appunto una storia antica, un saper fare, una gastronomia, attraverso i nomi anche l'evocazione della storia di tutta una regione o di una specifica area. Ma a un certo punto tutto questo era andato perso quando c'era Vinciar, Viscur, Vingros, appunto, ed è stato lì quando ho detto quando vi dicevo prima che c'è stato un momento in cui non era bello fare vino, perché fare vino voleva dire fare il vino col bastone, fare il vino in maniera truffaldina, prendo dell'acqua, ci metto lo zucchero, prendo delle fecce di vino, vien fuori. Era un pasticcio da cui si doveva uscire, da cui grazie a Dio si è usciti. Ci sono voluti anche dei momenti tragici come quello del metanolo Metà anni 80, sì. dell'85 con decine di morti avvelenati, per capire che il vino era una cosa seria. Il vino è un frutto, è frutto dell'uva fermentata, e tutto lì, non c'è altro, per cui devi far bene l'uva, farla nei posti giusti, fermentarla bene, creare il vino e dopo saperlo vendere bene, ecco. E allora era appunto in questo momento che a un certo punto anch'io ero incerto sul mio futuro, ma perché io insomma ho studiato, ho fatto, mio padre ha voluto con caparbietà mantenere tanti vigneti quando altri li vendevano, perché tanto l'uva io la trovo se mi serve, o comunque il vino in qualche modo c'è, chi lo fa. Ecco, però non c'è nessuna, diciamo, nessun ritorno, neanche, non solo economico, ma neanche di immagine, di essere orgogliosi di quello che si fa, eccetera. E allora raccontavo queste cose a un grande scrittore nostrano di allora, Cesare Marchi, insieme ad Angelo Betti, che era allora segretario generale della Fiera di Verona, e Vicentini, che era il direttore della RAI di Venezia, e dopo era stato spostato in Emilia Romagna. Ed è stato Cesare Marchi che mi ha detto, eravamo alla fine della seconda parte degli anni 70, mi ha detto: ma senti, tu dovresti davvero dire, io produco un vino che va sul piedestallo, e mi metto io a dire questo vale come vale un grande interprete di musica veneto, o uno scrittore veneto, o un giornalista, o un medico, eccetera. Cioè premia dei veneti che sono eccellenze attraverso un vino che è allo stesso livello, è un'eccellenza. E abbiamo cominciato negli anni, nell'81 mi sembra, sì, nell'81 è stato il primo anno che abbiamo consegnato il premio. Il premio era stato peraltro già, abbiamo creato una piccola commissione, eccetera, eccetera. Le scelte erano state fatte nell'80, 1880, e abbiamo cominciato questa storia, premiare la civiltà veneta, premio Masi Civiltà Veneta. Abbiamo cominciato con la letteratura, dopo facevamo con i primi 4-5 anni, sono stati fatti per genere, diciamo, la letteratura, la musica, l'economia, il teatro, i creatori di immagine, e dopo invece ci siamo resi conto che forse mettere assieme ogni anno da più categorie era più appagante dal punto di vista anche dell'interesse della stampa, della televisione, eccetera, eccetera. In effetti è stato così, e dopo siamo andati avanti al premio Civiltà
veneta si è aggiunto un altro premio internazionale, civiltà del vino, considerando che il vino appunto è parte della nostra cultura, e più di recente con Demetrio Volcic ha voluto aggiungere, dopo della caduta del muro di Berlino, quando ha cominciato appunto questa storia dell'ex impero sovietico ad essere più vicino all'Europa, e con l'idea di dare un messaggio di mitteleuropeo, europeismo, abbiamo iniziato con questo terzo premio internazionale, Grosso d'Oro veneziano, che appunto premia diciamo, è un premio sociale, è un premio politico-sociale nell'idea di Demetrio Volcic, poi è diventato veramente un premio solo sociale, cioè a personalità che in qualunque settore, dalla politica alla socialità, nei comportamenti, nello scrivere, eccetera, mandavano questo messaggio di solidarietà, di fratellanza dei popoli, e anche questo è diventato un premio molto, molto ambito, diciamo, e abbiamo veramente premiato dei personaggi importanti, tra i quali anche un Nobel, Alexievich, Nobel della letteratura. Ecco, e oggi va avanti con questi 3 premi, insomma, che sono legati tra di loro, e l'anno scorso abbiam fatto il 40ennale, quest'anno sarà la 41ª edizione, e venendo in un anno in cui andiamo a celebrare la 250ª vendemmia, faremo una edizione straordinaria del premio, e invece di premiare, normalmente son 5 personalità, 3 per la cultura veneta, 1 per la cultura del vino, per la civiltà del vino, e una Grosso d'Oro veneziano, daremo il Grosso d'Oro veneziano all'emblema della civiltà veneta e all'emblema della civiltà del vino, cioè cercando, e cosa che abbiamo già individuato e trovato, cercando delle entità, diciamo, che sono fuori discussione, sono talmente rappresentative di questi ambiti di civiltà o di cultura, che meritano il più grosso riconoscimento che abbiamo per il loro valore anche simbolico, significativo, di socialità, per cui sarà anche un'edizione particolare. Questo era importante. Grazie a Sandro Boscaini. Chiedo se c'è qualcuno, io cedo volentieri il microfono, se qualcuno vuole fare una domanda prima di poi degustare i vini. Mi sembra. Salve. No, niente, la mia domanda era più legata al libro e a cosa vorrebbe che al lettore rimanesse alla conclusione della lettura. Cioè quale idea o quale sensazione. Io vorrei che, ma ho visto che già in effetti è così da parecchi che hanno letto il libro, eccetera, avere questo messaggio della rappresentatività del vino, della rappresentatività del vino rispetto ai territori, rispetto ai popoli, alle genti, davvero. Il vino è un'espressione, come lo è il dialetto, come lo è o il linguaggio, il parlare, come lo è il modo di vestire, come lo è il modo di mangiare, anche il modo del bere, ha questa capacità, diciamo, di interpretare i territori e le genti dei territori. E questo, devo dire, è il segno profondo che vorrei che lasciasse la lettura di un libro, attraverso un caso particolare, è un case history, quello di un vino particolare come è l'Amarone, che non può che venire da quel territorio, perché in quel territorio ci sono queste uve e questo metodo di produzione, attraverso il quale uve abbastanza normali o normali scarse, diciamo anche, ma si trovano a diventare un'eccellenza vera, un'eccellenza e inimitabile, perché non c'è nessun altro luogo dove
queste uve possono dare questi, per cui lì c'è di mezzo il savoir-faire delle persone in quell'ambiente climatico e di territorio con quelle uve. E anche con una tecnica che potrebbe essere E riconosciuta con, come e con- patrimonio e con dell'umanità, queste, e con l'appassimento. queste tecniche, appunto, tutto questo insieme, appunto, ti dà segno della vastità e della capacità che ha il vino di essere così rappresentativo. Ecco, ma guardate, solo sul fatto delle uve, noi abbiamo queste uve. Io ricordo quando cominciavo, che gente anche importante come Mario Soldati, che ho avuto modo di conoscere perché l'ho portato in giro per conto della Mondadori a vedere le aree. Poi ho visto che c'era anche il libro su il vino al vino, che è veramente, è stato era un uomo di una grande Una acutezza pietra mentale, miliare, poi sì. ed è una pietra miliare anche oggi dopo tanti anni, ma ci ritrovi in questo tipo di interpretazione del vino. E quando io mi sono incontrato davanti, per esempio, a questa definizione, no, di Plinio, che dice le uve della Rezia, che voleva dire, secondo tutte le interpretazioni, di questa area della Rezia che fa vino, che è quella attorno al lago di Garda, ai Monti Lessini, la Valpolicella in pratica, sono talmente innamorati della propria terra che se la vite viene piantata al di fuori, in altre aree, la vite stessa piange e non dà buon frutto, tu capisci cosa vuol dire autoctonia. E da noi è rimasta quasi dappertutto, l'hanno reimpiantate, hanno reimpiantato con uve francesi, uve americane, eccetera, eccetera. Qua da noi è rimasta, il che vuol dire che un po' magari per pigrizia, un po' perché per affezione, ma perché alla fine ci credevano al loro patrimonio, sono genti che hanno mantenuto anche questa loro imprinting nel bere e nel preparare il prodotto. Grazie. Ci sono altre domande dal pubblico? Prego. Allora, volevo chiedere questo al dottor Boschini. Allora, mi sono segnato due cose. Una, che il vino è un grande ambasciatore del Made in Italy, verissimo, no? Evidentemente. E l'altra che però siamo ancora incapaci a fare sistema, no? Vendiamo prezzi bassi rispetto ai francesi. Io cito sempre un episodio, mi raccontava un'azienda meccanica del Friuli che quando faceva le fiere in Cina, in Germania, nel suo padiglione della fiera meccanica partecipava anche un produttore di vino, no? Quindi lui riuscivano a fare le fiere della meccanica insieme, no, col produttore di champagne. L'Italia su questo, Marino, allora, dal suo osservatorio privilegiato, visto che da anni parliamo di fare sistema, di capacità, no, di fare un passo avanti su questo, stanno cambiando le cose? Oppure il tema dimensionale che lei diceva è ancora oggi un tema determinante? Perché poi alla fine ne discutiamo da anni, ma poi vendiamo sempre, no, evidentemente. E questo, no, evidentemente è un gap per il nostro paese. Sì. No? Allora, io credo che noi abbiamo un grosso handicap in Italia e ce lo siamo voluti e continua ancora. Quello che il non mettere in pratica anche in viticoltura e in enologia quel detto milanese o felé fa il tuo mestiere. Allora, qua da noi tutti vogliono fare tutto, il piccolo produttore vuol fare, prima pianta il vigneto, vuol fare l'uva, dopo la vuol trasformare, dopo la vuol vendere e fa lui da solo col suo figlio, eccetera. Bellissime cose, ma sai, finché sei a zappare la vigna, mica puoi fare il vino bene in cantina e tanto meno finché lavori la vigna o la cantina puoi andare in giro per il mondo, ma quando vai anche in giro per il mondo dovresti essere uno di quei pochissimi grandi artisti che fanno poche bottiglie e le vendono care, altrimenti vai in giro con una massa critica inesistente. Ma continua ancora questa storia e tutti dicono va bene così. E chi è il primo che dice va bene così? È il nostro sistema.
che dice che nella definizione della politica delle denominazioni devono essere, la maggioranza è sempre in mano alla produzione, quando invece la produzione dovrebbe fare il suo lavoro, fare bene il prodotto, e la commercializzazione fare il proprio lavoro. I francesi cosa hanno fatto? Ma da sempre, da 300 anni, hanno 50% conta nelle decisioni politiche riguardanti il settore la produzione, 50% la commercializzazione. È ovvio che se non trovano un compromesso e non vanno d'accordo, non va avanti nulla. Qua da noi invece c'è chi ara la vigna e fa l'uva, che l'unico loro scopo, il suo scopo è quello di, una volta raccolta l'uva, mettere via i soldi, e poi è un problema di altri vendono nel mercato, e questo purtroppo rende difficile, rende poco chiaro anche quel rapporto tra nome del vigneto e denominazione e uso del nome, per cui viene fuori dopo che adesso, per esempio, i più grossi commercializzatori italiani o i più grossi vitivinicoli italiani sono quasi sempre quei imbottigliatori, cioè fanno nella catena del valore, hanno un anello della catena, imbottiglio e vendo. No, quasi sempre vendo direttamente non tramite il sistema, che vuol dire l'importatore, il distributore, ma vanno direttamente alle catene. Perché? Perché posso dare il prezzo più basso. E allora è tutto sbagliato, perché invece il prezzo giusto è quello che remunera tutte gli interessanti anelli della catena. E chi lo paga poi il bevitore, ovviamente, il consumatore, ma anche il piacere di pagarlo, se tutto questo garantisce un buon prodotto, un prodotto che dà soddisfazione sia, diciamo, da un punto di vista organolettico, ma anche dell'immagine, dello status. Tu bevi uno champagne, lo champagne ti riempie la bocca, ti riempie il naso e gli occhi, anche se costa caro. Ecco. Altri prodotti no, sono fatti per essere prodotti diciamo, da largo consumo. Ecco, per cui tutto questo cambio di paradigma dovrebbe avvenire, e finché non arriviamo lì non fare quello che giustamente chiede, cioè riuscire ad avere masse critiche più importanti, ad avere la professionalità dove serve professionalità, e ad avere un prezzo equo e giusto nel mondo, che non sia solo la vendita perché a basso prezzo si riesce a vendere di più. C'è forse spazio per un'ultima domanda, poi andiamo alla conclusione. Ultima fila. Vedo che siete davvero interessati. Allora si farà anche una bel brindisi dopo. Esatto, poi parliamo dei vini che hai portato. Prego. Sì, negli ultimi anni si è assistito, negli ultimi 2 anni, insomma, ad alcune importanti aggregazioni nel mondo del vino e ad un ingresso forte appunto della finanza attraverso i fondi in alcune realtà nazionali. La cosa che mi chiedo io, da anche innamorato delle storie del vino, perché poi a me piace molto il racconto del mondo del vino, in che misura il vino del futuro sarà un vino di famiglia, quindi ancora di racconto e di territorio, e quanto sarà invece un vino più finanziario, quindi legato appunto al tema diciamo dei grandi volumi e, vuol dire, della standardizzazione. È molto interessante la domanda, è molto interessante, perché è vero, c'è stato non tantissimo, ma ci sono stati esempi di consolidamento portati avanti da entità finanziarie, da fondi o cose del genere, ma quasi sempre, se uno va a guardare, riguardano non aziende di marchio, riguardano appunto imbottigliatori o aziende che lavorano grandi volumi, ma che non lavorano a filiera completa dalla terra, eccetera. Perché la prima cosa che
la finanza chiede è di non avere grandi investimenti in asset fissi. Ecco, e allora lì c'è già un errore di base. Per cui va avanti purtroppo un tipo di consolidamento che non dovrebbe essere quello giusto, è quello che sembra essere il più facile, perché appunto gli investimenti non sono enormi e la resa in termini quantitativi è molto veloce, però non sono quelli che vanno nella direzione di quello che avrebbe bisogno il vino italiano. Altro discorso è quello delle cooperative, perché le cooperative hanno saputo fare massa critica importante. Purtroppo lì manca poi il savoir-faire della famiglia e anche tutto quel complesso di cose che rimangono legate nell'immaginario comune a un lavoro familiare, a un lavoro di fino, eccetera. È più un lavoro, diciamo, di grandi masse, prodotto onestissimo e fatto anche bene, ma non un prodotto di grande immagine. Ecco, io credo che bisognerà passare a un livello diverso, a un livello in cui la finanza si mette a disposizione per creare invece delle, diciamo, consolidati più importanti nell'ambito dei quali vive però l'animus e l'anima del produttore storico. Vogliamo un esempio? Questo Arnaud del Louis Vuitton Moet Hennessy, che è ormai il più grosso consolidamento del mondo, come riescono a mantenere sia nei vini ma anche negli altri settori l'identità vera, la radice vera della storia di famiglie, della storia di tradizioni, eccetera, eccetera. Questo è quello di cui abbiamo bisogno. Purtroppo lì non si muove niente, è difficilissimo perché appunto la finanza non l'ha ancora capito, la finanza, questo tipo di finanza istituzionale. Normalmente sono le banche che aiutano questi piccoli produttori, ma l'aiutarli è una cosa, farli invece crescere al punto tale di dargli tutte quelle professionalità che servono in un mondo globalizzato e con una competizione notevole è un altro discorso ancora. Per cui siamo quasi sempre lì che al di fuori di 7, 8, 10 aziende italiane che superano i 50 milioni di fatturato come siamo noi, sono 10, saremo 10, 11, non di più, con marchio, con famiglia, con stile, eccetera. Abbiamo tantissimi pur bravi produttori, anzi alcuni eccezionali, che stanno anche bene, riescono a guadagnare bene, però non si riesce a fare sistema. Ecco, volevo chiudere, mi piaceva citare Giorgio Giocco, che è insomma lo storico proprietario del 12 Apostoli, premiato negli anni scorsi con una stella Michelin dopo la gestione del nipote, insomma, Sì, tra l'altro. è tornato. Lui dice che, sì, perché Sì. già ne aveva, infatti, Sì. la sua gestione. Dice che quando una bottiglia di Amarone è consumata a metà, all'indomani si dovrebbe offrire un bicchiere di ciò che rimane al proprio migliore amico. A quel punto il vino sarà al suo massimo perché ha già potuto respirare raggiungendo anche la temperatura giusta. Voglio chiedere, qui in questa, diciamo, frase c'è un po' l'essenza dell'Amarone, che poi è anche quella della convivialità, perché l'Amarone è un vino che va bevuto assieme appunto ai propri amici, ai propri cari, insomma. Sì, in effetti l'Amarone è un vino di alta convivialità, non c'è dubbio, è un vino da amici, è un vino che è un vino anche impegnativo per certi versi, perché è un vino di alto valore alcolico, è un vino inusuale per certi aspetti, un vino anche che deve avere l'abbinamento gastronomico giusto, ma è un vino prima di tutto davvero che ti innamora e ti fa innamorare. È un vino da assaggiare e da apprezzare in convivialità.
non c'è dubbio. Quello che dice Gioco è anche legato a un fatto, che l'Amarone è un vino, magari parla più di un Amarone del passato che non di quello d'oggi, ma è un vino talmente importante e di solito è tenuto in bottiglia così a lungo che se lo tieni una bottiglia aperta il giorno dopo è ancora migliore e allora è ancora più adatto ad essere utilizzato nel convivio, diciamo. Ecco. Comunque lo assaggeremo anche stasera Infatti, ed è un vino che va prima di tutto assaggiato, apprezzato, poi per noi veneti è il vino da ciacole. Ecco, appunto nel convivio che faremo fra un minuto e mezzo, non mi rubo di più, che cosa ha portato? Ma penso che ci sia dell'Amarone, aspetta che ce l'ho qua, vero? Ecco, e dopo abbiamo ecco, e questo mi fa ricordare adesso, Conte Federico è un Trento Doc della nobile famiglia Bossi Federigotti, e questo è un po' quel signore in fondo che ha fatto la domanda molto interessante, come possiamo sperare di avere dei consolidati importanti, di aziende importanti, mantenendo l'originalità, la radice e pertanto il sapore e il valore delle famiglie. Noi in piccolo l'abbiamo fatto, e neanche tanto in piccolo, devo dire. Abbiamo la bellezza di 3 casi di marchi, di 3 aziende, pertanto i Sarego Alighieri, la più storica delle aziende venete, con i terreni che sono stati acquistati dal figlio del poeta Dante Alighieri, che ancora in Valpolicella da sempre, da 21 generazioni, 600, 700 anni 1300, ormai, sì, XIV secolo. 1353. Ecco. E pertanto noi già nel 72 abbiamo fatto un accordo con la famiglia e la famiglia mantiene intatta la sua proprietà, una parte l'ha messa in una società che abbiamo assieme, e noi facciamo, diciamo, siamo a servizio di quello stile di vino, di quei terreni, e portiamo avanti una storia così antica, ma con le capacità tecniche e commerciali che servono oggi. Questo è stato un esempio anche da manuale, perché molte università l'hanno studiato, questo amichevole diciamo, modo di collaborare finalizzato a mantenere l'integrità del territorio d'origine e dei suoi prodotti, però dandogli la capacità di girare per il mondo. Insomma, chi ha il pane e chi ha i denti, e mettere insieme le due. Poi l'abbiamo fatto in Trentino con appunto la famiglia di Conti Bossi Federigotti, anche questa una famiglia con più di 400 anni di storia vitivinicola e strepitosi vigneti nella Val Lagarina, vicino a Rovereto, e per questi si fa anche questo spumante che avete modo di sentire, che è molto buono. E poi più recentemente, appunto, quando abbiamo deciso di andare nell'area del Prosecco, non siamo andati a cercare chi ti può mettere la tua etichetta, magari da qualche cooperativa o qualche imbottigliatore, mettere la tua etichetta, no, siamo andati a cercare quello che secondo noi è l'unico vero chateau del Prosecco, Canevel, e abbiamo mantenuto la radice antica attraverso l'erede giovane del fondatore, Carlo Canevel, che è rimasto in azienda, ne fa anche le pubbliche relazioni, si interessa e mantiene anche questa linea, diciamo. Questo sarebbe un modo, che poi è il modo che hanno sempre avuto i francesi attraverso il négociant. Il négociant non vuol dire il negoziante, vuol dire la persona che fa degli accordi con l'azienda in modo di potergli dare indirizzi tecnici e, devo dire, in Francia, più che indirizzi tecnici, una copertura
di commercializzazione nel mondo. Ecco, questa è una strada che secondo me dovrebbe essere seguita. C'è chi la sta facendo, anche recentemente Antinori, che ha preso la Yerman in Friuli. Lì è fatta, devo dire, più attraverso acquisizioni, la nostra invece è anche attraverso parte di acquisizioni, ma è fatta attraverso una modalità un po' più socialmente avanzata, ecco. E per cui ci sarebbero questi esempi, bisognerebbe che diventasse un modo diffuso di viverlo questo sistema. Io ringrazio Sandro Boscaini, a cui dedico anche questo applauso del pubblico. Naturalmente ringrazio anche Kate Singleton che ci ha regalato questo libro di cui è stata ristampata l'edizione, che tra l'altro è disponibile. Gli incontri, come vedete, sono favoriti anche da un'altra torrefazione storica, Vienna 1862, che però ha sede, come abbiamo ricordato altre volte, a Vicenza, quindi rimaniamo sempre nel territorio delle Venezie. Ricordo, per chi è interessato a questi incontri, che domani ci sono i mercoledì dell'innovazione, si parlerà di un tema molto interessante, di diventa leader nell'era digitale, con Lucio Furlani, Simonetta Lauretti e Giorgio Soffiato, mentre il prossimo martedì sapete sono dedicati al food. Martedì prossimo parleremo di e-commerce food, tutto quello che devi sapere per vendere online nell'agroalimentare. C'è Marco Biasin con Matteo Bortoli, condurrà Mattia Palazzo. Grazie a tutti, buona degustazione.